Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Rome 2 Total War. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente qui all'interno della nostra campagna in single player, precisamente in territorio spagnolo. Allora, vediamo un po' di ricapitolare quello che è successo all'interno dei gameplay precedenti. Come potete ben vedere siamo partiti dalla nostra cittadina di Tolosa, che è stata convertita in una vera e propria città bellica. Abbiamo convertito la vecchia, il vecchio edificio religioso in una vera e propria fucina del bronzo. Adesso se abbiamo l'opportunità di farlo vedremo di convertirla in una vera e propria fornace del bronzo. Comunque abbiamo arruolato un esercito di supporto, una sorta di guarnigione difensiva della cittadina, per inviare l'esercito d'attacco attraverso questo corridoio sul Mediterraneo per la conquista della cittadina di Tarraco. Siamo riusciti a ottenere il controllo di questa città dopo una strenua resistenza appunto organizzata dalle forze locali, però adesso ci stiamo addentrando verso sud proprio con il nostro esercito secondario, ovvero i guerrieri del Guado. Allora, visto che all'interno del nostro panorama spagnolo si è introdotta anche una nuova fazione, ovvero la Libia, sicuramente ciò ci renderà un pochino difficile la conquista della città che avevamo appunto previsto nei gameplay precedenti, ovvero Kart Adasht. Sicuramente il nostro piano cambierà e appunto voglio spiegarvelo proprio adesso. Allora, siccome abbiamo avuto l'introduzione di questo nuovo popolo, io direi, invece di dichiarare una nuova guerra a questa popolazione che ovviamente potrebbe sembrare ostile a noi stessi, io direi di stringere una bella alleanza, come vi avete appunto consigliato, proprio perché la Libia non solo controlla la parte sud della Spagna e le isole Baleari, ma anche ovviamente la parte nord dell'Africa, la Sicilia e probabilmente altri territori sparsi per l'intera zona, come per esempio la Libia stessa vicina all'Egitto. Avendo un alleato così forte come la Libia in territorio africano, avremmo la possibilità di ottenere particolari scali dal loro territorio per attaccare poi Roma, e quindi il nostro obiettivo principale. Sicuramente però dobbiamo mettere fine all'impero dei Getuli, conquistando sia la Baetica che la Mauretania. Sicuramente i libici sono in contatto diretto con i Getuli, quindi entrare in guerra al loro fianco sarà davvero un affare per quanto riguarda la loro popolazione. Sicuramente mi avete anche consigliato di allearmi con i Lusitani, potrebbe essere anch'essa una mossa altrettanto furba, quindi vediamo adesso di effettuare tutte queste mosse diplomatiche nella maniera più rapida e concreta possibile. Intanto ragioniamo un attimino al nord cosa sta accadendo. Mi avete fatto vedere che il popolo dei Reti ovviamente è uno dei nostri primi popoli al confine, e dobbiamo decidere se dichiararci dalla loro parte o contro di loro. Sicuramente il popolo dei Reti controllerà tutta l'area centrale, tutta l'area circostante, ovvero il vecchio impero austro-ungarico, tutta la zona delle Alpi, quindi è un impero molto vasto. Io direi, ragazzi, di non svegliare il cane che dorme e stringere magari, oltre all'accordo di non aggressione che abbiamo, qualche altro accordo per incementare ancora meglio i rapporti. Vediamo un po', andiamo all'interno della sezione dei nostri reti. Eccoli qui, abbiamo per adesso una sorta di rapporto neutrale. Bene, vedidiamo un po' di regolare questa offerta. Allora, io direi di proporre un bel accordo commerciale. Abbiamo una probabilità di successo alta, quindi 254 monetine all'interno delle nostre tasche. Potrebbe essere una mossa abbastanza tranquilla, perché migliorerà sicuramente i nostri rapporti. Bene, altre 254 monetine in più. Adesso abbiamo migliorato la nostra influenza su di loro, siamo amichevoli, sicuramente, anzi difficilmente dichiareranno guerra a noi stessi. Per quanto riguarda invece la sezione del sud, vediamo se riusciamo a strappare una bella alleanza con i nostri cari libici. Vediamo un po', intanto proponiamo un bell'accordo commerciale che come al solito ci farà guadagnare ben 408 monetine e aumenterà le probabilità di successo delle prossime trattative. Importeranno da noi, come potete ben vedere, ferro e anche olio d'oliva. Benissimo, noi avremo l'opportunità di ottenere finalmente il marmo. Per quanto riguarda la cristalleria, essa viene ovviamente dalla parte centrale della nostra Europa. Allora, si è aperta finalmente la nostra nuova zona commerciale, infatti adesso abbiamo addirittura l'opportunità di dare un'occhiata alle coste dell'Africa. Bene, per quanto riguarda l'alleanza militare, come ben pensavo, visto che ancora non abbiamo dei rapporti ben incementati, le probabilità sono basse, però un transito militare io credo che possiamo strapparlo molto più facilmente, pagando magari una bella bottiglia di vino al prezzo di 1100 monetine. Vediamo un po'. Perfetto, un'offerta che è stata abbastanza discussa, però alla fine io sono venuto a supplicarvi e gli dei vi hanno donato generosità in abbondanza. Sono d'accordo su tutto. Ok, per quanto riguarda l'alleanza io direi di attendere, ragazzi, almeno qualche anno in modo tale da essere un pochino più tranquilli. Allora, vediamo un po', mi sembra che possiamo partecipare alla guerra. No, per adesso no, perché la Libia ovviamente è in guerra anche con Roma, ricordiamocelo, quindi cerchiamo di stare attenti su questo punto di vista. Allora, per quanto invece riguarda i Lusitani, eccoli qui, vediamo di stringere una bella alleanza con loro stessi, se ce lo permettono. Diamo un'occhiata, un'alleanza militare ha probabilità di successo moderata, quindi magari proponendo una buona quantità di ottimo olio d'oliva che abbiamo disponibile nei nostri magazzini, forse accetteranno l'offerta. Vediamo un po', un'alleanza militare
Vediamo un po' se possiamo fare qualcos'altro. Mi sembra che potrebbe essere l'unica mossa adatta a queste circostanze. Perfetto. Allora, prenderò le parole del nostro accordo e le presenterò al mio popolo. Banchetterà a festa. Perfetto. Adesso abbiamo sicuramente le spalle coperte dai nostri lusitani, come mi avete appunto consigliato, quindi dalla parte sinistra dobbiamo stare esclusivamente tranquilli. Ok, allora, il mio obiettivo era quello di completare la nostra campagna di conquista ottenendo sia Kartuba che Gadira che Tignis, in modo tale da introdurci finalmente in territorio africano in completa tranquillità, seguendo questa sorta di linea retta. Però mi avete fatto notare in passato che ho effettuato un piccolo errore. Credevo di aver stipulato con i nostri cantabri una sorta di accordo di transito militare, ma anche un accordo, come dire, una sorta di alleanza militare. Quindi ho attraversato il loro territorio in completa tranquillità, senza problemi, e mi sa che ho effettuato un bel errore. Quindi invece di tornare indietro e perdere ancora molto tempo, vediamo un po' di stipulare un bell'accordo, una sorta di transito militare che sicuramente ci aiuterà. Allora, ecco, i cantabri ovviamente adesso sono molto arrabbiati con noi stessi perché abbiamo invaso il loro territorio, anche accidentalmente, però ovviamente un bel transito militare vediamo di ottenerlo, una possibilità moderata, vediamo di essere perfetto. Addirittura non abbiamo neanche utilizzato le nostre monetine, quindi probabilmente la situazione è tornata come prima, addirittura è tornata la faccina che appunto sorride, quindi siamo nuovamente in una situazione amichevole. Ovviamente, ragazzi, dopo essere stati al loro fianco, come dire, dopo tutte queste guerre, siamo entrati addirittura al loro fianco in battaglia, non possono inasprire questa sorta di rapporto solo per un piccolo sconfinamento nel loro territorio, perché ovviamente siamo anche noi stessi alleati loro, quindi non vedo tutta questa furia che hanno appunto scatenato questi dannati cantabri. Comunque, vediamo adesso con questo esercito di procedere verso sud. Come potete ben vedere, la strada è aperta fino alla cittadina di Kartuba. Da questa posizione vediamo adesso di svincolare il nostro grande esercito, vediamo di renderlo libero e vediamo di farlo procedere sugli altopiani del territorio di Kartadash, appartenente per adesso alla Libia. Con l'accordo che abbiamo adesso stipulato abbiamo ottenuto il passaggio all'interno di questa zona. Vediamo se possiamo fortificare. Io direi, ragazzi, di rimanere in questa zona, come dire, occultata nelle foreste per evitare un particolare attacco nemico. Bene, mi sa che, ragazzi, possiamo passare il turno. Benissimo. Scusate se in questi ultimi giorni non sono riuscito a caricare alcun gameplay, però ho avuto davvero un po' di raffreddore, infatti ancora non è che sono completamente al 100%, però adesso va abbastanza bene. Comunque, vediamo adesso di continuare il nostro piano d'attacco. Allora, certamente dobbiamo, intanto potete vedere i nostri alleati alla grande che conquistano le città che gli abbiamo consigliato. Allora, i Getuli adesso si ritrovano con le spalle al muro, essendo in guerra con più di 6 fazioni, tentano appunto una sorta di tattica tempestiva, un bel patto di pace appunto nei nostri riguardi. Addirittura chiedono anche 190 monetine come spese di guerra. Probabilmente, anzi sicuramente rifiutiamo, perché non hanno il diritto di chiedere questo accordo dopo aver dichiarato guerra ai nostri cari vivisci. Noi seguiamo i nostri alleati fino in fondo e cerchiamo adesso di ottenere l'accesso diretto in Africa. Attenzione che questi maledetti hanno sempre queste spie che rompono un pochino le scatole. Vediamo la Libia quello che intende fare, ecco che attraversa le Baleari, eccoli. Sicuramente questa popolazione sembrava come dire, una popolazione di seconda importanza, minore, però adesso si sta rivelando proprio molto interessante. Come abbiamo visto, ha ottenuto l'accesso proprio nella penisola italiana con una facilità unica. Quindi per adesso dobbiamo solo assecondare gli eventi che si stanno per adesso svolgendo. Intanto i Vivisci, mamma mia, hanno evitato il loro declino con la nostra alleanza. E intanto la chiglia bassa, la spina dorsale di una nave, non deve rappresentare un punto debole nel momento in cui si incaglia. Ovviamente questa particolare tecnologia ci aiuterà a scoprire il nostro caro e amato porto che abbiamo desiderato tantissimo. Segolazio è tornato finalmente al nostro cospetto. Vediamo un po' se possiamo finalmente decidere che cosa ricercare. Ecco qui il nostro cantiere navale, 8 turni prima di realizzare questa sorta di ricerca inerente all'ambito navale. Però vediamo cosa succede. Attenzione che un esercito si fa avanti proprio nei confronti del nostro, i guerrieri del Guado, probabilmente l'unica guarnigione disponibile a Kartuba. Vediamo se è tornato il nostro Segolazio, eccolo qui, vediamo un po' di trovarlo. Amico mio, dove sei finito? Allora, intanto vediamo di prendere questo esercito, ok, intanto possiamo attraversare questi territori, perfetto, vediamo di procedere sempre in avanti, magari riusciremo ad arrivare direttamente a Kartuba, a cogliere sicuramente i nostri avversari di dietro. Mi avete consigliato di usare la marcia forzata in questi casi, in questi spostamenti così ardui, quindi io direi, ragazzi, di assecondare la vostra proposta, anche se possiamo essere colti alla sprovvista da qualche particolare imboscata. Però qui abbiamo ovviamente i nostri cari eserciti alleati e sicuramente non avverrà una cosa del genere. Allora, addirittura possiamo assumere dei mercenari, ma io direi che il nostro esercito è abbastanza folto, abbastanza tranquillo in queste condizioni. Ok, visto che ci troviamo proprio di fronte a questo altopiano, io direi, ragazzi, di fortificare nuovamente la nostra
nostra posizione nell'eventualità di un attacco avversario. Dove volete andare voi? Vediamo un po' il loro generale. Appunto, dov'è il nostro Segolazio? Ogni volta che dico Segolazio mi ricordo l'avversario che vi era appunto in Spider-Man, il primo capitolo, quella sorta di wrestler, mi sembra si chiama Sega Lazio, qualcosa del genere. Comunque, vediamo di scegliere il nostro caro amico. Eccolo, deve essere appunto da queste parti. Ecco, dov'è il nostro? Eccolo qui, vediamo un po' dove. Ecco, perfetto, nella nostra città principale. Vediamo di condurlo all'assassinio del nostro saggio. Mamma mia, 5 stelline, sarà davvero duro da buttare giù. Vediamo se possiamo tentare magari una bella manipolazione, una coercizione con l'8% di probabilità. Ma tentar non nuoce, ragazzi, vediamo con questo 8% se siamo fortunati. Avere un saggio del genere potrebbe farci comodo. Avanti, amico mio, dopo che sei tornato dal tuo periodo. Agente nemico ostacolato, non ha obbligato il nemico a unirsi a te, eppure i suoi progressi sono stati rallentati. Ce la siamo cavata bene. Comunque, a mio parere queste azioni che vengono effettuate dai nostri agenti, anche se in netto svantaggio, vanno effettuate per far fare esperienza ai nostri uomini. Vediamo se con la nostra grande ragazzona possiamo magari convertire il signore della guerra. Questo sembra davvero molto più complicato da buttare giù, e infatti mi sa che con questa ragazzona non possiamo effettuare un'azione del genere. Quindi intanto vediamo di esplorare questo territorio e vedere più o meno se da queste parti si nascondono altri eserciti. Vai avanti Roxanne, perfetto. A Tarraco vediamo adesso di convertire definitivamente la nostra cultura. Ancora mancherà come dire, qualche anno prima di poter convertire questo vecchio porto, quindi intanto vediamo di attendere la situazione così com'è. Allora, intanto con questo esercito mi sa che possiamo uscire fuori. Vediamo un po', ancora l'ordine pubblico deve essere ristabilito alla grande. Vediamo a Tolosa invece come va la situazione, ancora 15 in più all'ordine pubblico. Se uscissimo fuori potremmo addirittura svincolare questo esercito. Io direi ancora di reclutare qualche altra unità. Bene, abbiamo delle unità di gruppi soldati con spada, come mi avete fatto notare non sono delle unità completamente adatte all'assalto, però sono le uniche che abbiamo per adesso, quindi dobbiamo accontentarci. Allora, io direi di reclutare per adesso magari qualche carro da questa parte, che ci potrebbe fare davvero comodo, e quindi dirigerci immediatamente con questo esercito dopo aver completato finalmente il suo reclutamento nel sud. Ciò ci potrebbe aiutare soprattutto all'interno delle prossime conquiste, perché questa città è una città molto tranquilla, sarà difficile che si ribellerà tra qualche anno. Intanto la provincia di Massalia continua a stare tranquilla, sono entrati anche loro in guerra e addirittura i reti si sono riusciti a stanziare proprio in questo territorio, conquistando quella vecchia provincia che apparteneva ai Massilia, vi ricordate? Intanto vediamo come va la costruzione delle nostre nuove opere. A Nemossos possiamo costruire una nuova zona agraria, proprio per una bella riforma agraria. Allora, vediamo invece qui come sta andando la situazione. Le spade del potere tengono il controllo della cittadina di Bibracte, sicuramente ci servirà una nuova forza in più. Perfetto, vediamo di reclutare un ultimo fromboliere britannico per aumentare ovviamente l'ordine pubblico. Benissimo. A Cenabum come va la situazione? Ovviamente ancora non possiamo migliorare nulla proprio per il nostro scarso ordine pubblico. Vediamo invece qui come sta andando, va bene. Torniamo in Inghilterra, vediamo quello che succede. Nella provincia di Ischia stiamo migliorando ovviamente tutte le nostre zone principali. Mi avete consigliato anche di migliorare le città, cercheremo di farlo nel momento in cui l'ordine pubblico ritornerà a norma, benissimo. E io direi, ragazzi, che è arrivato il momento di passare il turno, perché sicuramente adesso ci aspetterà una nuova campagna di conquista. Benissimo, allora vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Roma, attenzione, un bel bireme che attraversa lo stretto appunto di Gibilterra. Attenzione, intanto se le decidi, non li ho mai visti questi ragazzoni. Allora, intanto vediamo di continuare. I cantabri, attenzione che probabilmente i cantabri sembrano abbastanza stupidi, però dal nord della Spagna ci hanno dato davvero un grande aiuto. Ok, intanto cerchiamo di capire quello che intendono fare i nostri ragazzoni. Eccoli qua, maledetti questi dannati getuli. Eccoli, infatti addirittura si sono allontanati dal nostro accampamento. Guardate però quanti eserciti che ci sono qua intorno. Meno male che ci siamo appunto trincerati qui intorno. Perfetto, attenzione che i lusitani tentano di attaccare quella provincia che avevamo intenzione di conquistare. Cerchiamo di essere rapidi però in queste conquiste, non vorrei perdere tutto questo territorio spagnolo qua in basso. Ok, per quanto riguarda, ragazzi, una piccola parentesi, Formula 1 2013, non sono riuscito ancora ad effettuare le qualifiche all'interno del circuito di Monte Carlo, proprio perché in questi giorni, come avete ben potuto sentire, non sono riuscito a giocare molto a causa quindi di questo raffreddore. Però come dire, nei prossimi giorni vedrò di stilare l'assetto. Sapete benissimo che il circuito di Monte Carlo è uno dei più complicati all'interno dell'intero campionato, però cercheremo quindi di affrontarlo anch'esso nella maniera migliore. Intanto missione fallita, dovevamo reclutare un campione, maledizione, me lo sono ricordato adesso vedremo di farlo però. Allora torniamo immediatamente in Spagna, vediamo quello che accade. Allora, vediamo che succede. Il
nostro Segolazio, il nostro caro Spider-Man. Vediamo se possiamo fare qualcosa contro questo signore della guerra. Mi sa che è difficile buttarla a terra, però niente, questo mi sa che è troppo duro da gettare giù, quindi dobbiamo sicuramente aggirarlo. Allora, vediamo se possiamo fare qualcosa invece nei riguardi dei generali avversari. Attenzione che siamo circondati proprio da una quantità enorme di eserciti avversari. Allora, qui però proprio su questa zona possiamo notare un piccolo esercito di rinforzo che si ritrova proprio nei pressi di questo fiume. Attiviamo nuovamente la nostra modalità normale, vediamo di avanzare in completa tranquillità. I vincitori di Ubrauco, ragazzi, che hanno falciato intere dinastie avversarie, adesso si ritrovano, come dire, proprio in territorio nemico per dar sfogo alla loro abilità. Allora, vediamo un po', sicuramente questi eserciti adesso verranno svincolati perché dovranno tornare indietro per difendersi dai lusitani. Intanto vediamo se possiamo creare qualche disordine, magari diffondiamo la tensione culturale, aumenta le penalità dell'ordine pubblico a causa della presenza di culture straniere. Ovviamente la cultura celtica deve essere favorita all'interno di questa nuova regione. Avanti, amica mia, vediamo se riusciamo a spargere un pochino della nostra cultura. Non riusciti, anche con il 50% non ce l'abbiamo fatta, maledizione. Allora, vediamo un po', intanto dobbiamo rimanere certamente ancora fissi da questa parte perché non vorrei essere spazzato via. Le nostre truppe stanno arrivando, mentre da questa parte cosa sta accadendo? Mi sa che abbiamo completato finalmente il nostro arruolamento, possiamo procedere nuovamente dal corridoio del Mediterraneo, eccolo qui proprio all'interno della nostra zona di supporto. Perfetto, intanto qui la situazione è migliorata tantissimo, a breve mi sembra che le nuove industrie, chiamiamole industrie, i nuovi campi di raccolta saranno ultimati, perfetto. È arrivato il momento di passare nuovamente il turno, ragazzi, per vedere un pochino quello che accadrà all'interno dei prossimi turni. Perfetto, allora, vediamo un po', benissimo, ancora toccherà a Roma. Cartagine però ancora non l'abbiamo scoperta, maledizione, cioè toccherà ancora qualche turno e entreremo anche in contatto con essa. Sicuramente sarà stata spazzata via dalla sua città principale perché davvero i libici si sono stanziati proprio nel Nord Africa come proprio una macchia di sangue, proprio alla grande. Intanto i Getuli continuano a scendere, ecco che appunto lasciano perdere i loro eserciti. Vediamo se adesso possiamo condurre un bel assedio come si deve. Attenzione che tentano l'attacco proprio nei riguardi di un vecchio esercito che si ritrovava proprio nelle circostanze. Attenzione, ancora probabilmente toccherà ancora a loro, ecco, infatti. Oh, la nostra Roxanne, maledizione. Probabilmente ce l'hanno fatta a pezzettini, ha alzato il gladio, quello probabilmente, ecco, gli ha tagliato la testa alla nostra povera amica. Attenzione però, guardate, sarà difficile, ragazzi, qua vincere la guerra, no? Perché i Getuli stanno concentrando le forze tutte su un'unica città. Ah, è apparsa una piccola nuvoletta di fumo, ci hanno gettato qualche bella polvere avvelenata all'interno del nostro campo di battaglia principale, maledetti. Vediamo se possiamo stringere una bella alleanza con i libici, maledizione. Intanto, finalmente, ecco qua, i Masseli si vedono allo scoperto, non sono riuscito mai a notare questa popolazione, finalmente una prima imbarcazione nel Mar Mediterraneo. Allora, vediamo di vincere questa guerra, ragazzi. Lo so che è una guerra, mi avete detto anche voi, che è diventata un po' complicata per via delle grandi forze, delle grandi potenze che si stanno presentando, però sicuramente ce la faremo. Abbiamo 3 eserciti, abbiamo i vincitori di Ubrauco, quindi sarà molto dura per i nostri avversari. Ovviamente il sabotaggio militare l'abbiamo visto, il topo che è stato messo nella tazza di latte dei nostri uomini che li ha avvelenati completamente. È ferita la nostra Roxanne, è stata uccisa da Giugurta, eccolo qui. Mi sembra che Giugurta era una sorta di esponente della Grecia, una sorta di politico, e come dire ha agito con un bel tiro di precisione all'interno di questo periodo. Benissimo, intanto vediamo se possiamo fare qualcosa di interessante. Il nostro esercito da queste parti può offrire supporto alla nostra zona principale aggirando i nostri avversari. Attenzione a non effettuare sconfinamenti. Allora, con i lusitani mi sa che possiamo entrare nel loro territorio perché ovviamente abbiamo stipulato un'alleanza, però vediamo se adesso ci possiamo lanciare nell'attacco di questi maledetti. Allora, le nostre truppe sono state demoralizzate, distrutte purtroppo da questi dannati che hanno seminato il panico. Vediamo se possiamo tentare anche noi un bel sabotaggio con una bella fornitura di veleno. Ragazzi, oggi si mangia topi morti a colazione. Ok, eccoli qui. Vediamo se ci riusciamo. Dai, amico mio. Riuscito, perfetto. Siamo riusciti a demoralizzare le truppe, perfetto. Non lo so, abbiamo ottenuto anche un nuovo grado per il nostro Spider-Man. Eccolo qui, Segalosso. Ecco come si chiamava. Perfetto. Allora, vediamo di renderlo molto più abile nel raggiro e nella persuasione. Grande amico mio. Perfetto. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Questi eserciti sono ovviamente dei rompiscatole da queste parti e io direi, ragazzi, per alimentare un pochino la nostra sete di conquista facciamo 2 calcoli. Allora, 120 unità, anzi 90 unità, qui ci saranno circa 700 uomini, altri 1300 da questa parte. Forse ce la possiamo cavare abbastanza bene in questo combattimento. Vediamo di condurre una bella battaglia proprio nei riguardi di questi maledetti qua in basso. Allora, vediamo se possiamo dirigerci. Attenzione, perché non ci fa andare? Maledizione, forse... maledizione, siamo bloccati da questa parte. Vediamo se possiamo attendere magari la loro prossima mossa. Da queste parti intanto stiamo effettuando un bel giretto. Ok, vediamo di attendere il prossimo turno.